delle robe che ste dici in Veneto è semplice, in italiano è complicatissime, tipo mi stavo versando dell'acqua nel bicchiere, ma essendomi scivolata ho allagato il tavolo. Che questa Mamma, come parli l'italiano te, ma Pippo, ce la deve essere scritta perché è Se impossibile. non questa sì, frase infatti. qua In in, Veneto italiano, com'è? in Veneto è più Com'è? casso con spanto, È vero, è vero. giusto? o no? È più... È più sotto. Beh, è un aggettivo che dovremmo usare di più. Qua è. Spanto. No, non sei un aggettivo spanto. Non è un aggettivo, No, non è un un aggettivo. suffisso. Ma non è neanche un suffisso, Sì, non sì. è un suffisso. Ascolta me, quando che ero piccolo che espandevo, mia mamma mi diceva suffisso, ma tanto Guarda, Pippo, anche. mai abbastanza secondo me. Però Pippo ha ragione, è più pratico è il Veneto. Siete che pensi anche sì, a quando è che te vai in panificio, no? Bravo. In italiano. Un italiano fa fatica a dire in panificio. Signora, mi dà dei pani. Dai, no. Questa non capisce? Probabilmente non sei italiano, perché non si dice mi dà dei pani, mi dà del pane. Quanto? Mi dà 1 chilo di pane? Ma se avevo mi da solo cosa me ne fa? Ma è un esempio, sto facendo un esempio, non è... Ti te velate che dici, signora, te mi dai 2 cioppe di pan. Cioppe. Cioppa, basta. Cioppa è più... Cioppa più è una facile. unità di misura precisa, capito? Questo è vero. L'unica roba che ha l'italiano vantaggioso rispetto al Veneto sono i plurali. I plurali in Veneto sono un casino. Cioè? Facciamo degli esempi. Tipo, scusa. Allora, il ramo italiano. In italiano il plurale di ramo è i... Forse siamo meglio indietro anche a questi messaggi. Si sta tanto indecisi nella risposta. Stiamo facendo la lezione di italiano? No, i rami. Ma in Veneto il ramo diventa erame. È giusto. Sì, poi... Se sfalsa. Sfalsa un Tipo po'. il camion diventa... I cami, Eh sì. Il nylon diventa... i naili L'autobus. e corriere. È strano. Vero.